Vince il titolo di campione italiano nella 25 km femminile per le fiamme oro con il tempo di 6 ore 4 minuti e 25, Barbara Pozzobon. Vai Barbara, vai! Campione italiano 2019. Non è solo la soddisfazione per l'oro tricolore, ma anche la certezza di aver staccato con questa medaglia il pass per i mondiali in Corea del Sud. La conferma del talento di Barbara Pozzobon, la caimana del Piave. Ennesimo traguardo per la campionessa di nuoto in acque libere, che a Piombino centra il primo posto nella 25 km, lasciandosi alle spalle Aurora Poncelet e Alice Franco. Vai Barbie! Il successo nelle acque del Tirreno arriva al termine di una gara tattica condotta con il gruppo di testa dal primo fino all'ultimo dei 17 giri, quando Pozzobon ha allungato sulle inseguitrici. Rivincita a un anno di distanza dai tricolori di Castel Gandolfo, dove la nuotatrice di Macerata sul Piave chiuse con una medaglia d'argento che le precluse l'accesso agli europei. Dai, è stata dura ma ce l'hai fatta, brava Barbie! Ad esultare per la vittoria ci sono tutta la squadra Hydros, la comunità di Macerata sul Piave e la città di Treviso, la sua seconda casa, in cui si allena e che una settimana fa l'aveva invitata come rappresentante dello sport cittadino alla partenza della 19ª tappa del Giro d'Italia. E tra poco più di un mese Barbara rappresenterà la marca proprio ai mondiali.